Ciao a tutti, ciao, eccoci qua, siamo nuovamente online per una nuova puntata dell'Aria Buona di Genna Tours. Come già sapete, oggi parleremo dei giganti di Montebrama, ma giusto per... Esatto, prima ovviamente ci presentiamo. Io sono Claudia. Io sono Barbara. Ok, io intanto lascio lo spazio. Insieme abbiamo creato Genna Tours, che diciamo si tratta, noi siamo guide turistiche e ci piace appunto portare in giro i turisti in giro per la Sardegna proprio per raccontare della nostra bellissima isola. La Sardegna secondo il nostro punto di vista. Esatto, secondo il nostro punto di vista. Di conseguenza, ovviamente adesso non abbiamo turisti, siamo rimaste in penuria di turisti e di conseguenza ci siamo ideate questo progetto che è l'Aria Buona di Genna Tours. Vai, oggi spiegacelo tu. L'Aria Buona di Genna Tours? Sì. Perché in questo momento c'è bisogno di cambiare aria, c'è bisogno di un'aria buona, che è quella che speriamo di trasmettervi con questi tour virtuali, in attesa dei tour reali, speriamo al più presto, speriamo già da Assolutamente al più marzo, visto presto. che adesso siamo in zona bianca. Speriamo di poter fare i primi tour reali. Comunque anche questi virtuali sono bellissimi e spero che vi piacciono e vi incuriosiscano a fare i tour reali al più presto. Esatto. Quindi in attesa appunto che state arrivando, vedo che pian pianino state arrivando online, ci tenevo anche a dirvi che l'altro ieri Barbara ha compiuto 40 anni. Di conseguenza fate sentire tutto il Grazie. vostro amore, mandateci tutti quanti gli auguri anche qui, già comunque molti li ha ricevuti, però ovviamente appunto insomma avere l'autista e la tour planner quarantenne dà diciamo un valore aggiunto a Genna Tours. Diciamo così. Buon compleanno. Grazie. In diretta. Esatto, in diretta. Perfetto. Allora, quindi direi che appunto, visto e constato che nel frattempo state arrivando online, direi appunto di partire immediatamente e farvi vedere esattamente dove siamo oggi. Oggi siamo appunto a vedere i giganti di Montebrama, ma dove sono questi giganti di Montebrama? Ecco, io ovviamente vi parto sempre da tutta Italia, quando facciamo il tour in italiano, così insomma per tutti coloro che ci seguono vi ricordo appunto la Sardegna è appunto è qui e i giganti di Montebrama sono praticamente nella penisola del Sinis, ok? Vedete, diciamo, qui c'è Oristano. E qui appunto poco più su, proprio vicinissimo, diciamo, alla laguna diciamo che sta davanti a Cabras e appunto quindi prende tra la laguna e il mare occidentale della Sardegna, appunto abbiamo questo monte, diciamo se così ovviamente comunque Collina. per i nostri amici del continente, come osiamo dire noi, diciamo parlare di monte è sempre un po' particolare, comunque i nostri monti sono sempre relativamente bassi, in questo caso appunto noi lo chiamiamo Monte Brama, che significa proprio monte di Brama. E appunto e qui è stata ritrovata in questa zona appunto c'è tutta una necropoli che una volta scavata ha dato vita a tutta la appunto ai giganti. Ok, perfetto. Di conseguenza, ecco, innanzitutto volevo, ecco appunto perché avevo lasciato sotto il gigante, ma si vedeva male. Quindi andiamo immediatamente. Oggi saremo in compagnia dell'archeologa emerenziana Usai che è stata, diciamo, ha partecipato a diverse campagne di scavo, quella del 79 e quella del 2014. Considerate che questa necropoli dove sono state trovate appunto i giganti, giusto perché appunto prima di continuare a parlare senza che però magari alcuni non abbiano visto esattamente cosa sono i giganti,
Vi faccio vedere al volo giusto un paio di foto. Questi sono i giganti di Montebrama esposti al Museo Archeologico di Cagliari, ok? Sono delle statue, ok? Giusto proprio per chiarirci, sono delle vere e proprie statue che sono state chiamate giganti perché quando sono state trovate risultavano essere molto più grandi delle piccole statuette a cui noi eravamo abituati. Considerate che nell'epoca nuragica, ok, quindi stiamo parlando sempre intorno tra il 2000 e l'800 avanti Cristo, sono state prodotte un'infinità di statuette di bronzo che noi chiamiamo bronzetti nuragici e questa era praticamente tutta la statuaria a cui gli archeologi erano abituati, ok? Cosa è successo? Quando all'improvviso sono stati trovati, poi adesso andremo nel dettaglio a vedere bene cosa è successo, quando appunto sono stati trovati queste statue, ovviamente sono state considerate giganti perché erano giganti rispetto appunto alla statuetta piccola a cui noi eravamo abituati. Ok. Quindi questo appunto, come vi dicevo, questi sono i giganti. Quello che poi appunto adesso andiamo a vedere è, come vi dicevo, oggi, l'ospite di oggi sarà Emerenzia Nosai, che è un'archeologa che ha partecipato a 2 delle diverse campagne di scavo che hanno interessato la zona della necropoli. Di conseguenza, oggi chiaramente lei abbiamo dovuto registrare precedentemente, non ce l'avremo in diretta se non forse sul tardi, perché è occupata su un altro fronte che interessa, diciamo, appunto l'UNESCO, insomma, tutta una serie di cose che stanno progettando appunto per la Sardegna, speriamo bene. Però non posso dire molto altro. Ad ogni modo, quindi andiamo innanzitutto a vedere lei che la prima, ecco, una prima domanda che io le ho fatto è stato da dove viene il nome Montebrama, giusto così ero curiosa. Andiamo a sentire subito la sua risposta. Sì, da Montigu de Palma, da questo piccolo monte, sappiamo che in Sardegna non ci sono proprio monti, ci sono colline, Montigu de Certo. Palma. E perciò qui abbiamo la laguna davanti e il mare alle spalle, un posto molto bello, è un posto molto suggestivo. E qui appunto fu edificata quella che noi abbiamo trovato, la necropoli di tombe a Pozzetto di 2 tipi. Eccoci qua, perfetto. Quindi questo appunto, adesso andiamo a vedere nel dettaglio quella che è la necropoli, ok? Quindi come vi dicevo appunto si tratta di un insieme di tombe, ne sono state trovate al momento 88, quindi sono veramente tantissime, ok? Sopra le quali erano state posizionate le statue dei giganti, ok? Però facciamocelo spiegare meglio dall'archeologa. Che cos'è Montebrama e qui si vede bene che cos'è, anche adesso possiamo vedere questa lunga fila di tombe, sono più di 88 tombe messe in luce e perciò insomma un sito molto importante che fu scelto appunto per lanciare dei messaggi. Perché vediamo appunto qui nella prima parte, nella parte più in questa parte ci sono gli scavi di Alessandro Bedini e poi gli scavi che fece appunto Tronchetti nel 79 e furono recuperate molte statue, 28, noi abbiamo 28 statue che poi sono state esposte in mostra, eccetera. Le tombe erano di 2 tipi, abbiamo le tombe a Pozzetto, era una tomba a Pozzetto individuale, tra l'altro appunto, alcune coperte con piccole pietre e altre invece coperte dalle lastre. E appunto le analisi hanno dimostrato che le tombe più antiche sono quelle a Pozzetto con la copertura delle piccole pietrine, le vedremo più avanti. E perciò quello che dicevo, perché tutti vogliono andare a Montebrama? Perché si immaginano, anche se vedono solo quest'area semideserta, solo questa, è il significato, perciò è il significato sopra queste tombe
dovevano essere appunto erette le statue di guerrieri, arcieri e puginatori, unite anche ai modelli di Duraghe, che sono ugualmente importanti quanto le sculture, e i betili. Eccoci, ok, perfetto. Allora, dunque, volevo verificare giusto che riusciste a vedere e a sentirci. Intanto vedo appunto che avete fatto gli auguri a Barbara, quindi almeno Grazie. quella parte l'hanno sentita. Fateci sapere se riuscite a vederci e a sentirci, perché ci sono arrivati dei feedback, scusate, contrastanti, quindi giusto almeno per capire se riuscite a sentirci bene e a vederci, esatto. Ok, quindi come vi dicevo, appunto, come diceva Emerentiana, si tratta appunto di una serie di tombe, sopra, appunto, immaginatevi questo viale con tutte quante le tombe a pozzetto. Andremo poi a vedere esattamente nel dettaglio cosa significa, ma ve lo posso già preannunciare. Si tratta proprio di una tomba scavata in verticale, all'interno del quale il cadavere, il defunto, veniva accovacciato, ok? Rannicchiato. Esatto, rannicchiato proprio, e sopra poi ci mettevano, nel caso appunto delle tombe più antiche, considerate che grazie alla datazione sia di alcuni piccolissimi corredi funerari che sono stati trovati, sia appunto grazie a questa datazione, sia anche alla datazione effettiva delle ossa, ok? Abbiamo potuto identificare due tipologie: la tomba, quella appunto con tutte le pietre sopra, che quelle sono state datate intorno all'undicesimo secolo, quindi stiamo parlando intorno al 1100 avanti Cristo, ovviamente, e invece quella con la lastra invece sono arrivate successivamente intorno all'800, quindi all'VIII secolo, sempre avanti Cristo, ok? Di conseguenza, cosa succede? Succede appunto che c'erano tutta una serie di tutte queste tombe, e diciamo avevano creato una sorta di viale nel quale appunto le persone evidentemente si recavano appunto a onorare questi defunti, ok? E sopra di queste sono state trovate, cioè avevano posto delle statue commemorative in qualche modo, perché stiamo parlando del fatto che, come avete visto prima dalle immagini, poi adesso andremo a vederle anche maggiormente nel dettaglio, queste statue rappresentano principalmente guerrieri, ok? Quindi in qualche modo doveva essere una sorta di rappresentazione di forza, di valore, e poi anche di sacralità, perché hanno trovato anche dei bettili, che i bettili sono, poi li vedremo bene, comunque sono delle strutture, diciamo, che delimitavano quella che era l'area sacra. Esatto. Ok, quindi vedo che quelli che appunto che sono riusciti a collegarsi ci vedono e ci sentono, perfetto, quindi poi adesso andremo a verificare eventualmente chi non ci sente e non ci vede cosa sta succedendo. Benissimo, allora quindi come vi dicevo prima, c'è stata tutta una serie, ci sono state diversi scavi, ok? Ecco, Emerenziana è stata così gentile da spiegarci un pochettino esattamente qual è la storia, perché è molto importante anche per noi capire esattamente come sono stati trovati e che cosa poi è successo, perché diciamo una storia lunga e travagliata, come l'ha definita anche Emerenziana, la gigante storia dei giganti di Montebrama, proprio perché sono stati trovati, come adesso vedrete, comunque intorno appunto al 1977, 77-77, e nello stesso anno sono stati trovati anche in Cina l'esercito di terracotta, che sicuramente molti di voi probabilmente ne avranno sentito parlare. Diciamo, addirittura c'è stato anche una sorta di gemellaggio tra i giganti di Montebrama e l'esercito di terracotta. Diciamo che, nostro malgrado, i giganti ancora non sono stati
totalmente, diciamo, non hanno ancora finito tutti quanti gli scavi, ok? Proprio perché appunto questa storia è stata un po' travagliata, diciamo, sono state tutta una serie di inizi e termini degli scavi, ecco. Quindi andiamo a vedere innanzitutto questa storia. Qui è un articolo che uscì proprio quando fu scoperta, quando fu la scoperta per la prima volta. Il riferimento fu Sì. fatto da un agricoltore, Come Sisinio. sempre. Anche lì ci sono anche lì polemiche, chi l'ha scoperto, anche altri contadini. Insomma, Sisinio Poddi stava arando per la confraternita del Rosario il terreno e trovò appunto queste sculture e vide subito che dovevano essere delle cose importantissime. Avvisò alcuni giovani del centro di cultura di Cabras, che avvisarono subito anche Pepinetto Azzori, che era ispettore onorario, e così Certo. avvisò le tendenze e ci fu il recupero di queste cose. Il professor Greca cosa disse? Beh, al giovane ispettore Alessandro Bedini, recentemente deceduto, che era un bravissimo archeologo, disse di andare lì a Monteprama a vedere bene com'era la situazione e Alessandro Bedini scavò a Monteprama del dicembre del 75. Vediamo che trovò appunto lui due diversi tipi di tombe, le tombe appunto a Pozzetto, quelle di cui vi ho parlato, e le tombe anche a Pseudocista. Abbiamo queste tombe di cui parlavo, quelle coperte semplicemente da queste pietrine, e le altre tombe Ecco. coperte da lastrone. Ecco, qui si vede. Queste sempre con le pietrine. È importante perché si vide subito che le tombe coperte da pietre erano più antiche e in effetti lo scavo così. Quello che poi è importante dire è che queste tombe, il defunto era deposto accovacciato, in posizione accovacciata, proprio, ed erano privi di corredo, eccetto pochissime tombe. Anche questa è una cosa molto particolare. E perciò andiamo avanti e vediamo lo scavo di Alessandro Bedini e il professor Liliu. Fece un sopralluogo ai primi di gennaio del 77 e poi Loto ritornò con quelli che sono stati degli archeologi importanti, e Giovanni Liliu in un suo lavoro scrive: queste sono le statue più importanti. Cioè, oggi possiamo affermare che l'isola dei Nuraghi lancia la sfida nella grande plastica ai potenti paesi egizi, mesopotamici e greci, e questo lui lo scrive nel 77. Non solo lancia la sfida, ma la vince la sfida, perché le statue di Monteprama sono antecedenti ai Curo e ai greci, sono esatto. pure antecedenti. Perciò ecco qui la scoperta importante della nostra cultura identitaria. Esatto, esatto, è una bellissima scoperta della nostra cultura identitaria. I giganti di Monteprama sono fondamentali per noi proprio perché ci hanno aiutato a metterci, diciamo, allo stesso livello di tutte le altre civiltà comunque del Mediterraneo, perché nostro malgrado oggi noi siamo consapevoli della nostra cultura identitaria, sappiamo che comunque i nuraghi sono diciamo delle costruzioni megalitiche, ma a quel tempo, intorno agli anni appunto quando Liliu ha scritto nel 77, non c'era purtroppo ancora quella cultura che noi oggi stiamo. Esatto, non c'era questa consapevolezza di essere comunque una civiltà che appunto che a quei tempi era alla pari con i greci, esatto, con i greci, con gli egizi. Perché questo? Perché comunque, nostro malgrado, anche nei libri di storia e talvolta
purtroppo capita anche oggi, nei libri di storia non c'era, veniva studiata la storia degli antichi greci, la storia degli antichi romani, ma non veniva studiata comunque la storia della nostra isola. Giusto? Siete d'accordo? Adesso sicuramente molti di voi avete... Parentesi sarda. Esatto, esatto. Ma anche appunto per tutti coloro che ci ascoltano da fuori, non so appunto l'età che avete, non so oggi o ieri che cosa avete studiato nei vostri libri, saremmo curiosi effettivamente di vedere voi cosa ne pensate, commentate, fateci sapere cosa pensate riguardo a questo, perché comunque sicuramente i giganti di Montebrama hanno dato quella proprio per risvegliare un qualche, cioè, diciamo, sono diventati un po' il simbolo di quello che è stato il risveglio della nostra identità culturale. Questo comunque è stata una cosa molto importante per noi, assolutamente. Quindi, mentre appunto ci commentate, andiamo a vedere invece poi lo scavo successivo, quello appunto a cui Emerenziana ha fatto parte. E poi dopo arriviamo allo scavo del 79, come vediamo in questa immagine, con Carlo Tronchetti, il direttore dello scavo, che portò appunto sullo scavo Paolo Bernardini, me e Momo Zucca. Lo scavo appunto dal 2 luglio all'ottobre del 79 ha messo in luce appunto le cose. Vedete qui si vede Momo Zucca in tenuta da scavo, ora non si potrebbe più andare, c'aveva un asciugamano e alle ciabatte, ora bisogna avere le scarpe antinfortunistiche, bisogna avere coperti dal letto. Erano altri tempi, però noi allora, anche se non c'erano ancora tutte le tecniche, se i disegni ce li facevamo noi, anche se aiutati anche dai disegnatori e dai fotografi e dai rilevatori dell'ufficio, per carità, però si faceva tutto, ma abbiamo cercato di fare lo scavo stratigrafico perché sapevamo di essere in un luogo molto importante e molto particolare. Ecco alcune immagini, questa è la baracca, sono io qui e discutavamo molto di quello che trovavamo, è stato uno scavo molto importante. E vediamo che cosa abbiamo, vedete qui lo scavo che si fa sempre con calma, con le piccozzine, le cazzuoline, in modo che si legga il terreno chiaramente. Sì, vediamo un po' tutto qui la necropoli. Potete immaginare che adesso andando si vede che le lastre sono state, come dicevo, messe nello scavo del 2015 da Alessandro Usai. Cosa ha fatto? Ha cercato di restituire all'aria la monumentalità che aveva da prima. Ok, eccoci qua, perfetto. Stavo vedendo i commenti, appunto, cominciamo a vedere appunto Melania che dice bisogna farla conoscere a tutti, la anche nostra storia. Di tutti, Esatto, anche perché appunto è di tutti. Benissimo. Allora, quindi, come vedete appunto stiamo già cominciando a vedere alcune immagini degli scavi di Emerenziana, appunto vedremo poi successivamente quale sarà la differenza con gli scavi del 2014. Avete visto appunto l'archeologo con le ciabattine, eccetera, una situazione decisamente diversa. Eccoci, è arrivata anche Emerenziana. Ciao! Ciao! Benissimo, grazie tantissime per essere riuscita a unirti a noi, sono felicissima, grazie. È un piacere, speriamo bene. Io adesso non ho spento l'altro speriamo che non mi senta. Dai. Ok, perfetto. Allora, diciamo, eravamo arrivati appunto abbiamo appena visto il tuo primo scavo. Sì. Appunto quello del 79, quindi diciamo stavamo un po' raccontando appunto qual è stata la tua esperienza e quindi appunto stavamo commentando il fatto che
che appunto ci fosse stato l'archeologo con l'infradito, con le ciabattine, l'asciugamano, che sicuramente era tutta un'altra cosa. Beh, ma lui fa sempre così, però è bravissimo Momozuka, è famoso, Esatto, esatto. bravissimo, certo. Perfetto, perfetto. Sì. Allora, quindi diciamo che adesso volevamo far vedere appunto abbiamo fatto appunto dei tagli proprio con la nostra registrazione di questo pomeriggio e volevamo appunto far vedere adesso, dopo che abbiamo un po' creato un'introduzione, e volevo far vedere il guerriero e l'arciere, quindi diciamo tu appunto che spieghi queste cose e poi dopo ritorniamo, così tu appunto sicuramente avrai da aggiungere. Grazie. Questo è un guerriero, si distingue dal grosso, dallo scudo che ha davanti, allo scudo che ha davanti, che regge appunto con la mano sinistra, e con il viso, vedete, è triangolare con gli occhi concentrici. E perciò c'ha l'elmo cornuto. Lo scudo qui è messo appunto davanti, si notano anche qui, si nota bene i motivi, tutti i motivi a chevron, che sono proprio caratteristici, noi li troviamo anche nelle ceramiche nuragiche, per questo, anche per tutto questo rapporto, il professor Lilliu per primo fece appunto un raffronto con i bronzetti. Ricordiamo che al Museo di Cagliari sono stati esposti appunto anche con un bronzetto che li ricorda. Però questi sono di dimensioni e sono importanti. Ha una tunica, una corazza che è più corta dietro e davanti, è più robusta nelle spalle, come si può vedere la corazza è più robusta sulle spalle, e poi ha appunto questo pannello davanti con anche queste frange, le gambe sono appunto divaricate, sta su una base che poi vedremo. Vediamo anche gli altri materiali. Questo è un arciere, e gli arcieri sono ugualmente molto importanti. Vediamo anche qui gli occhi, il viso triangolare, gli occhi a cerchiello concentrico, la bocca appena segnata, il naso aquilino. E poi vediamo che ha una mano in segno di saluto, e nell'altra mano ha l'arco, che gli archi sono rappresentati di due tipi, uno corto e un altro più lungo che tiene in certi esemplari sopra la spalla. Purtroppo queste ricostruzioni sono frutto di tanto lavoro che è stato fatto a Lippunti, dopo ne parleremo, però qui è bene vedere appunto le caratteristiche della decorazione del guantone, che lascia libere le mani, la decorazione a chevron, la decorazione importante appunto questo rapporto. L'arciere ha davanti una placca, un vestito, una specie di placca che è tenuta anche con delle bretelline, e dietro porta la faretra, quella per tenere le frecce, no? La faretra. La vedremo in un esemplare, mi sembra che ci sia nella presentazione, uno che fu trovato nello scavo del 2014, e si vede bene la faretra del guerriero, dell'arciere. L'elmo qui è un elmo a calotta, la tunica è corta e c'è questo pettorale, e le gambe sono appunto coperte dagli schinieri, addirittura vedete che salgono anche oltre il ginocchio. Perciò insomma questo è l'arciere. Perfetto. Ecco,
così. Quando mi sento dico: "Mamma mia, mi piaccio". No, 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 ma tu sei perfetta, sei perfetta. Perfetto, ti volevo chiedere una cosa, per quanto riguardava la lavorazione, perché abbiamo visto adesso con tutte le decorazioni, diciamo comunque, che esattamente la pietra della statua, che pietra era? Calcare, giusto? Un biocalcare, sì, prima si Biocalcare, pensava in aria, poi hanno fatto anche delle analisi, c'è una cava vicina, e vengono da lì, pare che si siano lavorate sul posto e da una cava vicina sempre nel Sinis di Cabras. La ho zona capito. è molto ricca di cave, di tante cose. Noi abbiamo tante cose Certo, importanti nella zona del Sinis. esatto, esatto. E come venivano lavorate? Con una specie di punteruolino che è stato anche trovato in Che una perfetto. pietra lavorata. Si è pensato che con questa lavorassero le sculture, insomma, facessero le sculture. Ho capito, perfetto, perfetto. Grazie. Allora, adesso andiamo a vedere il pugilatore, che è assolutamente uno di quelli più conosciuti. Nel frattempo, visto appunto che abbiamo Emerenziana online, partite pure con le domande, così ne approfittiamo e la bombardiamo di domande, perché lei è un Ah, pozzo di scienza, quindi ne dobbiamo sì, si approfittare. vede, si vede. No, 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 sto facendo bella figura, pazienza. Ma no. Beh, Assolutamente, assolutamente. Andiamo a vedere il pugilatore e torniamo mi subito. dice Alessandro Usai, non chiedete cose difficili ehm, agli archeologi, poi vedremo quello trovato nel 2014. Questo è il classico pugilatore che si trova a Monteprama, che tiene lo scudo in alto sopra la testa. Ehm, ecco, queste statue, queste sculture, questi giganti, c'è poi chi li chiama giganti, chi li chiama eroi, chi li chiama gli archeologi, Eroi. chiamarle sculture, però io dico questo chiamarli giganti ha dato molta pubblicità, e siccome gli archeologi certe volte non riescono a comunicare, almeno questo ha fatto in modo che fossero conosciuti, ma noi dobbiamo usare i termini consueti, i termini scientifici per schedare e per descrivere queste statue. Sono delle sculture, appunto, sculture a tutto tondo, molto importanti. Vediamo, anche gli altri avevano le lunghe trecce, nel pugilatore le trecce sono ancora più lunghe, queste trecce mi sembra che Raimondo Zucco abbia detto che sono proprio un segno di vittoria, anche la capigliatura così con le lunghe trecce. Il pugilatore ha sulla testa una semplice calotta e tiene questo scudo. E in effetti è coperto da un gonnellino piegato davanti e dietro vedete che è a V, il gonnellino termina a V, perciò questo ce lo fa riconoscere. Le gambe sono tozze, sono più corte del busto, ed è, Sì. ed è comunque, si vede che anche da qui, oltre che dalle analisi che sono state fatte, si vede appunto che sono giovani, armati, adatti alla guerra, allo scavo. Poi per i pugilatori, per esempio, ci sono varie teorie, se erano appunto adatti proprio alla lotta corpo a corpo, oppure se erano anche degli atleti, ma poi nel 2014 abbiamo trovato uno che è un sacerdote pugilatore che ha confronti con con un bronzetto di Vulci, e che perciò ha anche un carattere sacro. Noi sappiamo sempre che il carattere sacro è importante nell'archeologia, poi qui siamo in una necropoli e qui c'è proprio l'aspetto sacro-funerario dell'area. Queste Certo. statue, questi
vogliono significare, vogliono dimostrare la forza della grande civiltà nuragica, rappresentando appunto quelli che erano gli arcieri, i guerrieri, i pugilatori, delle persone forti, valorose. Eccoci, perfetto. Allora, quindi abbiamo già intanto una domanda da parte di Melania che chiede: nel braccio mancante si sa che cosa aveva? Il pugilatore si vede Sì, nella Mostrate il ricostruzione, telefono. si vede, mi sembra, se noi vediamo il Sì. pugilatore, la ricostruzione ok. che si dovrebbe vedere. Aspetta che allora vado a riprendere. Teneva Ok. nell'altro braccio, teneva sempre lo scudo, col braccio Ok, destro con lo scudo. allora un attimo che adesso vado a prendere subito la Mentre invece slide. Eccolo qua. Eccola, questa, perfetto. tiene in alto e davanti poteva avere anche un'arma, però non ne abbiamo trovate. Nella ricostruzione nella ricostruzione che vediamo, tiene anche con l'altra mano lo scudo, mentre in Ok. quelli trovati nel 2014 c'è un po' il segno del saluto, come nel Esatto, esatto. direttore, Quindi diciamo per rispondere appunto a Melania, quindi sostanzialmente il braccio il braccio è mancante, diciamo, collegato, anche l'altro regge lo scudo dall'altra parte. esatto, esatto, diciamo che quello che noi vediamo è solo l'avambraccio, cioè sì, no, il braccio, Sì, ok, scusate, e manca appunto la parte sì. che va a reggere lo scudo, Lo ok, scudo, quindi sì. esatto, Questo è un esatto, tentativo di per intenderci proprio ricostruzione. questo pezzo manca. È un tentativo di ricostruzione e noi la Certo. ricostruzione la facciamo dai confronti con gli altri materiali, da queste cose. Anche se Esatto, non è completamente ricostruita quella che avevamo trovato nel 2014, però si suppone che quella invece avesse il braccio sollevato in senso di saluto, in senso Saluto. di preghiera, è un gesto sacro. esatto, esatto. Allora, Come si giusto perché suppone. appunto andiamo a vedere subito quella del 2014, visto che appunto ne stavamo parlando, così facciamo Sì. un confronto. Melania, Allora, dov'è che l'abbiamo fai visto? vedere. No, no, Ah, vai ancora avanti alla fine. non Vai, è- vai. Ecco, ecco, questa allora è, era sì, vai avanti, questo, vedi manca, però questo, vuoi eccolo. vedere, certo, vedi che questo ha il braccio messo in avanti in segno di saluto, di preghiera, si fa ancora questo Esatto. gesto, un saluto però Sì, sì. devozionale, un saluto devozionale perché appunto è stato interpretato come un pugilatore, Sacerdoti. un sacerdote pugilatore, ecco. E qua anche se Esatto, è completamente integro, però quello che è stato importante nello scavo del 2014 per questo pugilatore è che la testa è stata trovata attaccata mm, al collo, perciò questo è un esatto, come si vede qua, come si vede quasi qua. integra, sì, quasi integra. Sì, Poi, sì, sì. poi Diciamo che appunto, siccome ancora non abbiamo visto il video che no, spiega bene lo scavo del 2014, poi appunto adesso andiamo a vederlo subito, volevo giusto appunto spiegare che in questa slide viene messo a confronto il pugilatore che ha, anziché avere lo scudo sopra la testa, ce l'ha davanti, ok? davanti, sì. Esattamente come il bronzetto che vedete qui, che appunto era era appunto un bronzetto che è stato trovato a Vulci, ok? Però adesso appunto andiamo a vedere subito gli scavi del 2014. Intanto Melania, grazie mille per la tua domanda, speriamo appunto di averti risposto. Andiamo a vedere subito il video che appunto ci racconta, dove appunto ci racconta Emerenziana lo scavo del 2014 e così appunto andiamo a vedere più nel dettaglio. Grazie.
scavo Archeologia per Monteprato, elaborato dall'Università di Cagliari e di Sassari con la soprintendenza, e in effetti poi la direzione dei lavori è stata fatta dall'Università di Sassari con Momo Zucca, Paolo Bernardini e Pier Giorgio Spano. Per la soprintendenza c'ero io e Alessandro Usai, e poi c'era il Consorzio 1 di Oristano, e noi eravamo appunto i direttori dello scavo, come anche per l'Università di Cagliari c'era Gaetano Ranieri. Gli altri protagonisti sono le sculture. E poi chi sono gli altri protagonisti? E l'altro protagonista è Gaetano Ranieri, che ha fatto appunto le sue analisi geofisiche con i tecnici dell'Università di Cagliari. Questi vedete che se sembriamo in periodo di Covid qui, mascherine, sembrano due medici o due infermieri. In effetti il lavoro dell'archeologo è un lavoro, questi sono i biogeologi dell'Università di Sassari. Prima scavava l'archeologo e basta, ora noi abbiamo queste scienze sussidiarie importanti che ci permettono di andare avanti con la ricerca. E qui abbiamo appunto i bioarcheologi che hanno fatto questo, hanno fatto le analisi appunto del DNA. Perfetto, ecco, proprio sul DNA volevo chiederti appunto maggiori informazioni, cioè quando appunto abbiamo visto che c'erano questi bioarcheologi che armati di mascherina, diciamo tutti bardati, esatto, andavano appunto a verificare e andavano ad aprire le tombe, quindi quelle che stavano, per intenderci, ricostruendo sempre, c'era la statua, la lastra e poi sotto c'era la tomba a Pozzetto all'interno del quale c'era un defunto. Quindi quando i bioarcheologi sono andati a prendere questi resti, diciamo, di questi defunti, sappiamo appunto che hanno trovato diverse cose importanti, diciamo, sono riusciti ad avere diverse informazioni grazie appunto a come erano le ossa, i denti, insomma, tutto quanto una serie di informazioni. Puoi raccontarci meglio cosa siete riusciti a capire un po' di chi erano questi? Allora, innanzitutto appunto si è visto che erano tutti ragazzi giovani, perché si è visto che avevano una muscolatura robusta, erano tutti maschi, quelli che poi abbiamo trovato appunto nello scavo del 2014. Le donne sono pochissime, donne, era stata trovata solo una donna negli scavi Tronchetti, poi qualche resto così nelle tombe a Pozzetto Semplice. Le hai fatto vedere la differenza tra quelle a Pozzetto Semplice con le eccetera. Con le pietre. State fatte le analisi del radiocarbonio, sono state fatte sia a Sassari sia a Miami, si è visto appunto come erano quali erano i più antichi, no? I più antichi sembrava che si è visto che gli scheletri più antichi appartenevano a quelli sepolti nelle tombe a Pozzetto coperte da lastrine piccoline, mentre sono più recenti le tombe coperte dalla lastra grande, certo. E queste poi hanno fatto le analisi Ornella Afonso, Elena Pacciani dell'Università di Firenze, poi appunto Miami, e queste analisi anche fatte dai bioarcheologi all'Università di Sassari, che hanno proprio scavato con noi, anzi l'hanno fatto fondamentalmente loro, anche noi quando abbiamo aiutato nello scavo, perché qui è proprio abbiamo aiutato, l'abbiamo fatto noi, con loro anche noi eravamo tutti bardati con camici e mascherine. Anche noi, però così bisogna fare, perché così è intatto e non viene contaminato. Esatto.
Esatto, esatto. E quindi quando appunto voi siete andati ad analizzare, e allora io ricordo appunto che quando siamo andate appunto intorno tra il 2014 e il 2015, quando finalmente è stato aperto per un breve periodo di tempo lo scavo, ci hanno raccontato appunto che i denti, per esempio, non erano rovinati come generalmente erano rovinati, proprio perché in qualche modo A forse pala, mangiavano. i denti erano a pala e sempre Momo Zucca per ridere diceva che lui aveva i denti a pala. Erano proprio a pala. Ok, quindi questo cosa significava? Perché io ricordo questo dettaglio del fatto che non erano rovinati, quindi probabilmente non No, mangiavano molti semi come erano magari si usava in quel giovani. tempo. Sì, 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 erano giovani, perciò poche carie non sono state trovate queste cose che denotavano persone anziane. Anche questo ha dato rilievo al fatto che erano persone giovani che mangiavano cibi sani e che non avevano avevano una corporatura robusta e ancora sana. Se Ok, erano ok. giovani. Perfetto, perfetto, benissimo, benissimo. Allora, vediamo subito, ok? Quindi intanto se avete altre domande fate pure, noi intanto andiamo a verificare cosa altro hanno trovato, perché i giganti di Montevrano, diciamo, la necropoli è importante per diversi motivi, quindi non solo per le statue, appunto, che sono quelle più famose, ma Emerenziana ci spiegava che sono molto importanti anche perché hanno ritrovato i modellini di nuraghe, ok? Quindi andiamo a vedere esattamente di cosa si tratta. Questi sono concetti Ecco. molto importanti per la rappresentazione, ecco perché i modelli di nuraghe sono importanti quanto le nostre statue, anche se certamente le statue hanno un fascino E particolare, beh, però quello è vero. quello che importa agli archeologi non è tanto trovare materiali quanto cercare di capire le cose e dare delle interpretazioni, cercare di capire questo. E i modelli di nuraghe sono importanti perché sono un simbolo della civiltà nuragica. Il nuraghe che appunto sorse nell'età del bronzo, in questo periodo nuraghi non ce ne sono più. Non si erigono più nuraghi e perciò nel rappresentarli si voleva mettere in luce la forza che la civiltà nuragica aveva avuto precedentemente. Addirittura noi poi tra l'altro sono modelli di nuraghi e sono importanti anche perché noi nei nuraghi per esempio non abbiamo conservata la copertura, il terrazzo e perciò Guarda, molti di questi modelli ci fanno capire come erano i nuraghi. Questo nuraghe com'era, cioè. rilobato, che è quello l'emblema più caratteristico, ma sono rappresentati anche nuraghi eniaturriti, cioè con più torri, anche che non esistono nella realtà, per dimostrare la forza che questa civiltà nuragica, attraverso questi simboli, voleva dimostrare. Ok, perfetto. Quindi sì, diciamo ci troviamo in una situazione in cui appunto i nuragici diciamo, hanno smesso di costruire nuraghi, quindi di erigere nuovi nuraghi e quindi però ovviamente vogliono in qualche modo comunque continuare a dimostrare i loro valori. Quindi ecco che all'interno di quest'area sacra creano, diciamo, espongono, diciamo, quelli che sono questi modelli di nuraghe. Una cosa che volevo chiederti, ma dove li hanno trovati? Li hanno trovati non all'interno delle tombe, come appunto altri No, no, modelli di no, nuraghe, ma no, no, fuori. sempre nella discarica oppure Uh-huh. proprio anche questi come le statue, anche a delimitare parti della necropoli. Ok. Come per esempio anche i Beti abbiamo visto che sono Adesso li vediamo i bettini, infatti, perché proprio appunto. sì. Sono come Ok, le no, statue, dice. sono una simbologia come le statue, sono
posti probabilmente dovevano essere appunto anche questi allineati, magari in certe parti della necropoli, in certi settori, per distinguerli, perché da una parte c'era il betilo che rappresentava la divinità che proteggeva perciò l'aria, e poi il betilo, il modello di nuraghe, che voleva significare appunto il nuraghe vero e proprio, il simbolo per eccellenza della civiltà nuragica, assegnare queste parti della necropoli. Ho capito, perfetto. Quindi andiamo a vedere subito i bettini, appunto, proprio visto che li hai citati, ancora appunto non li abbiamo visti, così verifichiamo esattamente che cosa sono e cosa rappresentano. Certo, rappresentano, non so se l'ho detto, ma la stessa parola bettilo deriva dall'ebraico Bet El, che vuol dire casa del Dio, e perciò rappresentano in effetti la divinità. Oh, E questo giusto, perfetto. vediamo Bene. Questa appunto era una chicca, visto ragazzi, ve l'avevo detto, fate domande che così poi... Grazie mille. Allora, intanto adesso continuo facciamo vedere i bettini. I bettini che sono Questi. molto importanti, anche nello scavo del 2014 ne sono stati trovati 2 che sono i più alti in Sardegna. Tra l'altro a Monteprama sia i modelli di nuraghe che i bettini sono i più numerosi che in tutta la Sardegna. E Certo. questo vedete poi tra l'altro per i bettili c'è stato un po' il problema se erano stati prelevati da un'antica tomba di giganti, perché noi sappiamo che i bettili sono riportati al bronzo medio, al bronzo Sì. e sono appunto relati con la tomba di giganti. Invece questi di Monteprama sono molto lavorati, sono molto particolari, hanno per esempio in un esemplare di bettili abbiamo 2 file di questi incavi rettangolari interpretati come occhi, cioè la divinità che vede dappertutto, che protegge, e si pensa che siano stati fatti apposta per l'area per l'area di Monteprama, per quasi una rappresentazione, perciò c'è quasi una rappresentazione di quelli che sono i simboli più importanti, il nuraghe, la divinità, la forza dei guerrieri, degli arcieri e dei pugilatori. Perfetto, perfetto. E infatti, allora, proprio sul discorso di come era strutturata effettivamente diciamo questa strada, volevo farvi vedere appunto la diapositiva, così. Ok, allora, adesso, Emerenziana, giusto? Io vedo qua che la freccia rossa indica il filare di tombe, quindi lì c'erano tutte quante le tombe e dove, diciamo, ci dovevano essere anche le statue, giusto? Sì, sì. Perfetto. Poi invece abbiamo nella freccia blu, la delimitazione, cioè nella freccia verde, scusate, la strada, quindi quella dove... E anche dall'altra parte dove ci sono le tombe si vede l'altra delimitazione. Le tombe con la lastra sono delimitate dalle lastre verticali. Ah, ok, ok, perfetto. Quindi abbiamo sostanzialmente diciamo tra la freccia blu che indica la delimitazione e la freccia rossa abbiamo diciamo un vero e proprio viale. Questo è quello che voi, appunto, archeologi, avete definito discarica, perché qui avete trovato tutte le, diciamo, avete trovato appunto tutto l'insieme di tutto quello che era stato distrutto, giusto? E infatti questa è appunto una foto proprio di un taglio che avevate fatto dove avevate trovato il modello, insomma, un modello di un nuraghe e un torso di una statua, giusto? Sì, tutte insieme. Perfetto, quindi sostanzialmente questo vuol dire che era stato buttato tutto giù, nel senso se prima diciamo voi avete intuito che sopra le lastre c'erano
le statue, ok? E appunto c'erano i modelli di Nuraghe, quindi diciamo tutta una sorta di rappresentazione, come mi spiegavi, poi Sì. invece è stato tutto buttato giù, giusto? Questa è una teoria, è un'ipotesi che è stata avanzata ed è la più forte per le cose, perché la discarica è proprio vicina alle tombe, per cui c'è chi pensa anche che possa essere anche col tempo, però poi avevamo trovato materiali di età punica e come avevamo detto, questa poteva essere una delle ipotesi che mentre con i Fenici, che sono contemporanei alla civiltà nuragica vera e propria, c'era un rapporto positivo di collaborazione e di interrelazione, con la civiltà punica a un certo punto ci fu uno scontro, perché nascono sempre le gelosie, per cui magari questa bella rappresentazione poteva disturbare, Esatto, può essere. volessero creare anche loro queste cose in un periodo in cui non se ne facevano più. È questo. Ok. Ecco, e quindi in qualche modo può essere che siano stati proprio i punici a buttare giù. Anche se può essere che siano anche clan diversi, perché anche nella civiltà nuragica c'erano clan diversi Certo. in opposizione tra loro, però noi abbiamo trovato questi materiali di età tardopunica che fanno appunto presupporre che potessero essere più che siano state appunto distrutte dai punici. È un'ipotesi. Qui Esatto, Monteprano è un'ipotesi. è bellissimo, ma è troppo problematico, è troppo problematico. Esatto, perfetto. Ok, quindi comunque diciamo che appunto abbiamo visto questo. Ci tenevo giusto a far vedere un altro video dove abbiamo hai mostrato appunto come abbiamo trovato il Bettile e soprattutto volevo far vedere appunto la tomba, ecco, uno scavo di una tomba, quindi questo era importante. Quello che è apparso prima sono stati i bettili, questi che vedete sono i bettili e sono apparsi per prima, addirittura con i segni degli aratri. Questi bettili importantissimi sono i più alti trovati in Sardegna e sono appunto importanti. E sono stati importanti appunto per l'interpretazione appunto dello scavo. Vedete a un certo punto cosa si vede, però ecco il bettilo com'era vicino alle tombe. Verso in quella che è la strada, la discarica, perciò immediatamente vicino alle tombe oppure buttate vicino. E poi trovandolo proprio qui potevamo anche pensare che potesse essere stato messo per delimitare quest'area della necropoli. Mentre viene scavata, una tomba a pozzetto come viene scavata, vedete sono profonde al massimo 90 centimetri, infatti il defunto è messo accovacciato. Questa è Barbara Panicco, che dopo scavata la tomba, dopo che tutto era stato fatto a regola d'arte in modo che tutti gli strati non fossero turbati da niente, mascherine, camici, tutto fatto, lei ha fatto vedere come doveva essere il defunto, accovacciato, la testa in basso, le mani sopra il petto e rannicchiato. Abbiamo notato che in questo gruppo la testa ce l'avevano un po' rivolta verso destra, ma insomma è irrilevante questo, insomma, se non si vedrà più avanti. Andiamo avanti. Quindi diciamo che sopra il corpo veniva messa direttamente la lastra o le pietre, non veniva poi ricoperto di terra. Era ricoperto anche di terra, sopra il capo del defunto c'era anche un'altra lastrina era sopra il capo. Certe volte c'è anche una lastrina di copertura, l'avevamo vista forse anche nelle sì, l'abbiamo vista prima, sì. Quindi praticamente c'era
il defunto, una lastrina sopra il capo, poi dopo ci mettevano la terra e poi le pietre o la lastra. Sì, 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 così. Perfetto, perfetto. Quindi diciamo abbiamo un po' capito quella che era la costituzione effettiva della tomba, quindi proprio e all'interno appunto sono stati trovati, non è stato trovato pochissimo corredo funerario, proprio perché come dicevi tu, il corredo in qualche modo era da considerare la statua che veniva messa sopra, diciamo tutta quanta la rappresentazione. Eh sì, questa è quello che possiamo pensare noi per consolarci di non aver trovato quello che è il corredo che troviamo per esempio nelle Domus de Janas, ricordiamo che nella vicina necropoli prenuragica di Cucurusarrir di Cabras del Neolitico Medio era stato trovato il defunto con in mano la statuina di La diamante, statuetta. famosa. Esatto. Invece qui no, non abbiamo Qui ci trovato manca proprio, diciamo, qualcosa. qualche cose in qualche tomba, ma poi non abbiamo trovato corredo. Perciò io così ridendo, scherzando, una volta ho detto: ma sono le statue il corredo delle tombe. È così. Esatto, esatto, perfetto, perfetto. Allora, a posto così, adesso quindi diciamo che abbiamo appunto coperto, ovviamente sono tutte cose, tutte queste statue, tutti quanti questi posti bellissimi, sono tutti da visitare veramente dal vivo, proprio perché appunto se ancora non siete andati a Cabras, andate assolutamente a Cabras a vedere appunto all'interno del museo le bellissime statue, anche perché quello che ci dicevi prima era che quelle del 2014 sono al Museo di Cabras, giusto? Sì, sì. Ecco, quindi Ah, appunto, oh, e adesso appunto c'è questa recente polemica che è sorta, il sindaco, sì, perché proprio desidererebbe che il materiale restasse a Cabras, almeno quello che c'è vuole che resti, anzi certo, vorrebbe che la maggior parte dei materiali, come anche si era deciso a un certo punto, stesse a Cabras nel luogo di rinvenimento e a Cagliari comunque una rappresentazione di un guerriero, di un arciere, di un pugilatore, perché nel museo certo, nazionale principale ci devono stare i materiali più significativi perché sono luoghi molto visitati, però è anche vero che una persona può fare una gita e andare lì. Del resto ogni volta che si chiedeva andiamo a Cagliari, andiamo a Cabras, no, tutti a Cabras, nel luogo di rinvenimento, e poi è bello il Sinis. esatto, Una persona deve pensare quando fa queste gite che vedi anche l'ambiente circostante, che è che è importante, è fondamentale, certo. vissuto fondamentalmente, ma poi in quel giorno si possono vedere anche altre cose. E il Sinis è tutto bellissimo, poi c'è il mare, Bellissimo, per assolutamente. cui ecco, poi c'è il senso di appartenenza di noi sardi, certe persone non capiscono perché magari anch'io quando ero un funzionario della soprintendenza, se cercavo di lasciare anche i materiali sperando che si potesse realizzare un museo in un paese, lo desiderano Certo, tanto i comuni, non sempre questo è possibile perché è più difficile. Così avevo detto al sindaco di Conostramazza una volta che voleva la collana d'oro che era stata trovata nella tomba di Bigemonti e gli ho detto guardi è più facile che vadano a Londra che vengano qui a Conostramazza perché bisogna pagare le assicurazioni, fare tutte queste cose. E difatti quando certo. fu la mostra di Eurasia i materiali andarono in tutto il mondo, andarono in questi posti lontani e non a Conoslamazza. Però è un per noi Povero. attrezzati e vabbè. Però finché si può, i comuni ci tengono ad avere il proprio patrimonio. Beh, certo, certo, assolutamente, questo è normale. Poi ci sono anche i comuni che riescono a
organizzarsi benissimo e che appunto, quindi noi appunto siamo sicurissime che appunto anche dal progetto del Museo di Cabras, quello che mi facevi vedere prima, comunque verrà una cosa enorme e sarà assolutamente, potrà valorizzare effettivamente tutto il vostro lavoro, diciamo, tutto quello che avete fatto per ritrovarli. Queste statue sono così importanti che una persona che viene anche al Museo di Cagliari e vede anche una, due, tre statue, bastano tre statue, basta un modello di nuraghe, un vetro, per capire l'importanza di questa storia, e allora si incuriosiscono e vogliono andare nel luogo, e questa è una cosa di vantaggio per il turismo, per tutti i centri dell'interno della nostra bellissima Sardegna. Esatto, perfetto. Allora, Emerenziana, grazie davvero ancora tantissime per la tua enorme disponibilità. Ringraziamo anche appunto Nicola Castangia, che è il fotografo che comunque ti ha aiutato appunto nel fare... Io ho tanti PowerPoint, poi io li rivedo sempre, perché li abbiamo presentati un po'. Io avevo presentato per le mostre i ragazzi del FAI, che sono stati delle guide alle mostre sia a Cabras che a Cagliari. Erano loro che guidavano i visitatori il giorno dell'inaugurazione. Esatto, noi quelli avevamo conosciuto, assolutamente. Sì, ho avuto il piacere di prepararli io, sia a Cagliari sia a Cabras. E questo, come ti dicevo anche nella nostra chiacchierata di prima, e per me è importante come partecipare ai lincei, dove siamo stati accolti con grande orgoglio da parte nostra, grande entusiasmo, ma per me è importante anche un paesino, anche una piccola scuola di un paese della Sardegna. Certo, perché è la cosa fondamentale, è riuscire a diffondere proprio tutta la cultura. E voi con Tour fate tanto, e perciò complimenti dall'archeologia ufficiale. Grazie tantissime, grazie mille, davvero. Noi ci proviamo, ecco. E soprattutto grazie tantissime anche a tutti coloro che continuano a seguirci, perché è fondamentale, perché appunto avere poi l'utente finale che impara qualcosa o che comunque si incuriosisce tanto da dire che ne vuole sapere di più e vuole andare, questo è veramente l'obiettivo raggiunto. Esatto, l'obiettivo raggiunto. Quindi grazie davvero ancora tantissime, grazie a voi, ci vediamo la prossima settimana con un'altra diretta, e a brevissimo sapremo anche, vi diremo esattamente dove andremo, quindi grazie tantissime, grazie ancora Emerenziana per tutta la disponibilità, davvero, grazie mille. Ciao. Grazie, ci vediamo alla prossima puntata, grazie, ciao.